Cosa aspetti? Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Hello boys, attraversando tutto l'Illinois, valicando il Tennessee senza scalo fino a qui è arrivato Dada un pa, 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 con un cocktail di rugiada e gin. Dentro il carice di un fior, la fortuna fa cin cin, se le canti Dada un pa, 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 ogni stella grande come il sole ci sembrerà. Ogni luce accesa nel buio sembra la luna che splende sul mar. Dada un pa, Dada un pa. Lungo il fiume disegnato in cielo se ne va questo showboat, vola questa superjet che si chiama Dada un pa, Dada un pa, Dada un pa, Dada un pa. Un pa, ogni stella grande come il sole ci sembrerà. Ogni luce accesa nel buio sembra la luna che splende sul mar. Dada un pa, Dada un pa. Lungo il fiume disegnato in cielo se ne va questo showboat, vola questo superjet che si chiama Dada un pa, Dada un pa, Dada un pa, Dada un pa. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te cara Natalia, e su quello showboat le gemelle Alice ed Ellen Kessler molto probabilmente avranno ritrovato Lelio Luzzazzi, Don Lurio che ballava assieme a loro e molti altri volti della televisione in bianco e nero, quella che veniva chiamata paleo televisione, e nella quale l'eleganza e la cultura di Antonello Falqui, che giusto appunto qualche giorno fa è stato ricordato, Antonello Falqui, che è stato questo grande regista dei più grandi varietà della Rai in bianco e nero, egli diceva il varietà ha un compito, il compito è di guardare qualcosa di garbato il sabato sera, non necessariamente diventare eruditi, per carità, ma stimolare certamente il buon gusto, questo sì. Le gemelle Kessler sono state trovate morte questa sera, o meglio, sono state trovate morte nella loro casa in Germania, avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito, secondo il quotidiano Bild, quanto scrive l'ANSA quest'oggi. Le sorelle Kessler avevano 89 anni, sono state trovate nella casa in cui vivevano a Grünwald, nei pressi di Monaco di Baviera, l'una accanto all'altra, in due appartamenti confinanti, separati solo da una parete scorrevole. La polizia sarebbe stata informata oggi, dopo che le due donne erano già decedute. Quando sono arrivati, gli agenti hanno potuto solo constatare il decesso ed escludere la responsabilità di terzi. Il suicidio assistito, ricorda la Bild, è pratica che a determinate condizioni è ammessa secondo la legge tedesca. Le gemelle Ellen e Alice Kessler erano anche chiamate le gambe della nazione in Germania. Erano nate nel 1936 a Nerkau, in Sassonia, vicino Lipsia, e proprio qui avevano iniziato da bambine a prendere parte al balletto dell'opera. Nel 1952, a 16 anni, lasciano la Repubblica Democratica Tedesca, si stabiliscono nella Germania Ovest a Düsseldorf, dove inizia la loro carriera, che le farà esibire in tutto il mondo con artisti come Frank Sinatra e Fred Astaire.
Secondo il quotidiano Bild, le due sorelle avevano scritto nel testamento che dopo la cremazione le loro ceneri fossero messe nella stessa urna. Salutiamo allora le gemelle Kessler, che hanno rappresentato nell'Italia mediocre e, diciamolo pure, anche bigotta del 1961, una ventata incredibile. Per la prima volta alla televisione si scoprì che le donne potevano anche non essere angeli del focolare, ma avere tranquillamente una loro vita sentimentale, una loro libertà intima e non solo. Ettore Bernabei, che era il presidente della RAI di allora, mise loro i famosi mutandoni, quelli che le coprivano integralmente, con queste calzamaglie nere che nella TV in bianco e nero mettevano ancora più in risalto le gambe delle Kessler. Immaginati tu, no? La toppa peggio del buco, ma d'altronde quella era un'epoca nella quale, vi ricordo, un gesuita aveva scritto un manuale di dizione per la RAI dove era proibito dire piedi in televisione. Quindi immaginate che Italia fosse quella. Vennero dopo la contestazione, il 68, il dibattito sulla pillola cattolica, l'Umane Vite, Mina che fece un figlio fuori dal matrimonio, venne cacciata dalla RAI e poi ripresa dopo 2 anni, ancora una volta con la regia di Antonello Falqui. Venne il 1970, la Carrà con l'ombelico di fuori, venne Sabina Ciuffini a Rischia Tutto con gli hot pants e le dicevano: guarda che Paolo VI guarda la televisione il giovedì sera, stai attenta a come ti vesti, e i cardinali sudavano freddo. Ma alla fine della fiera, come vedete, hanno contribuito a modo loro a fare un pezzo di storia del costume d'Italia. E allora le salutiamo in questo modo, con Dada Umpa, questa marcetta in fondo simpatica, in fondo innocua, che nell'Italia del 1961, 16 anni dopo la fine di una guerra terribile che ci aveva lasciato veramente con le pezze al fondo schiena, diventava la nazione del boom, la nazione del miracolo, e nel miracolo ci stava anche sognare qualcosa, diciamo così, forse anche di futile, ma elegante, come questo showbot dove si ballava Dada Umpa, Dada Umpa. Amiche e amici miei, Manon dell'Avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1080 di oggi, lunedì 17 novembre dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso, chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Auto da Fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, video pillole e molto altro ancora. Aggiungo anche un'altra cosa: 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, 029294 7222 per le telefonate, ma stasera siamo pieni, quindi vi suggerisco di puntare sulle zappe o WhatsApp. Natalia, ben trovata, buona settimana, buon lavoro. Se sei pronta, abbiamo anche lui, l'implacabile Pierluigi Magnaschi con il diritto e rovescio. Vai pure. Sapendo che il centrodestra non l'accetterà mai, l'opposizione sta proponendo l'imposta patrimoniale sugli immobili come se le case non fossero già pesantemente tassate. Le case purtroppo sono già ipertassate perché esse, al contrario dei capitali liquidi, non si possono muovere e quindi non possono nemmeno sfuggire al fisco. Oggi sugli immobili agiscono varie specie di patrimoniali, come l'IMU, che ha un'aliquota standard al 10,5% che può arrivare anche al 12%, la Tasi, che ha un'aliquota del 3,5%, l'imposta di registro, che ha un'aliquota dal 2 all'11%, l'imposta di bollo sui depositi e gli strumenti finanziari, che ha un'aliquota dello 0,2%, nonché le imposte di successione e di donazione.
Una politica socialmente intelligente dovrebbe favorire l'acquisto delle case, come del resto è avvenuto fino alla fine del passato secolo. Luigi Einaudi, ex presidente italiano e grande economista, nel sollecitare a suo tempo la realizzazione di case popolari alla portata di tutti, diceva: il nostro obiettivo sono tutti proprietari anziché tutti proletari. Ecco, appunto, questo mi sembra un ottimo impegno, tutti proprietari anziché tutti proletari, che è quello che il comunismo vorrebbe. Più poveri perché povero è bello. No, povero non è affatto bello, anzi, meno poveri ci sono, meglio stiamo tutti quanti. Le 18, 20 minuti e 42 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Ringraziamo ancora una volta l'immenso, l'implacabile Pierluigi Magnaschi per il suo diritto e rovescio. Allora, tra poco avremo una gradita ospite al Qui Parlamento ed è l'onorevole Giovanna Miele, perché stasera parliamo di un brutto caso di bullismo tra i banchi a Latina. Un ragazzino che ne ha minacciato un altro, gli ha detto domani te la vedrai con me sulla chat di classe, e poi l'indomani si è presentato col coltello a scuola. Ma adesso ce lo facciamo spiegare ben bene dall'onorevole Miele. Sigla. Qui Parlamento. E allora do il bentornato all'onorevole Giovanna Miele. Allora, onorevole, buonasera, bentrovati a voi. Grazie a lei. Ma com'è sta storia latina? Questo che si è presentato col coltello dopo averlo minacciato, addirittura sto ragazzino, domani te la vedrai con me. Ma che siamo a cavalleria rusticana qui? Sì, purtroppo si stanno verificando una serie di situazioni poco gradevoli sicuramente tra pari e sta succedendo in zone del Basso Lazio, del sud della provincia di Latina, dove abbiamo purtroppo dovuto leggere e ascoltare di un suicidio pochi mesi fa, tanti episodi di purtroppo bullismo, se così vogliamo definirlo, o comunque violenza tra pari, con minacce gravissime da parte di un giovane nei confronti di un altro. Quindi purtroppo stiamo assistendo, ma in tutta Italia probabilmente, a una situazione che quasi non riusciamo a controllare, degenerata nel rapporto, nel rispetto, nella solidarietà, nell'accettazione dei ragazzi verso altri ragazzi, una volta per motivi di genere, una volta per motivi di differenze di orientamento sessuale, una volta per situazioni diciamo di natura diversa. Comunque il fatto è che stiamo assistendo giornalmente a questioni di cronaca che non ci piacciono e ci costringono a una riflessione seria rispetto al ruolo soprattutto delle famiglie e dei genitori sull'educazione dei figli, perché lo ribadiamo con forza: la scuola è la seconda agenzia di formazione, ma la prima rimane la famiglia, che deve in qualche modo ritrovare la sua autorevolezza e essere modello per i giovani. Si insegna ciò che si è, qualcuno dice più bravo di me, e non sempre ciò che si fa. Quindi dobbiamo rivedere i nostri valori, ma soprattutto insegnare ai ragazzi a comportarsi. Questo è poco ma sicuro. E nel frattempo però tutti a dare la croce addosso al povero ministro Valditara la settimana scorsa su questo benedetto decreto sull'educazione sessuale. Ma voglio dire, che colpa ha il povero Valditara se non quella di fare il ministro della pubblica istruzione? Perché ultimamente non mi pare di averne visti assai di ministri della pubblica istruzione. Questo almeno è un ministro vero. Allora, io devo dire che a prescindere dal fatto che sia una deputata del medesimo partito in cui milita il ministro, sono abituata a dire le cose che penso, e penso che sia un ministro molto capace, un ministro che in una legislatura ha aumentato 2 volte gli stipendi, quindi i salari del comparto scuola totale. È un ministro che sta
legiferando per tutelare gli interessi della comunità e soprattutto portare rigore e determinazioni all'interno delle istituzioni, tutelando sia gli insegnanti che sopportando i genitori. È un ministro che in questa norma, proposta di legge, non fa altro che seguire linee guida che orientano verso un insegnamento sano, ampio, plurale, in cui esiste l'insegnamento dell'anatomia, della conoscenza del sé, dell'empatia, del rispetto di genere, quindi tutte questioni che possono essere affrontate dagli insegnanti e da esperti attraverso strumenti che non siano l'educazione sessuale diretta e pura, così come la vorrebbe qualcuno di sinistra, ma attraverso sistemi educativi complessi che sappiano arrivare ai giovani in maniera complementare. Quindi io credo che questi attacchi siano di natura semplicemente ideologica, non abbiano riscontri né scientifici né tecnici, ma semplicemente l'occasione, un'altra, l'ennesima, di attaccare un ministero che sta funzionando, senza considerare che in questo momento in commissione abbiamo finito le audizioni per cambiare il nome all'insegnante di sostegno in insegnanti per l'inclusione, proprio per andare a sostenere una linea che è la nostra, che è quella di portare l'educazione, la pedagogia e la pluralità all'interno delle classi. Quindi sentiamo semplicemente attacchi ingenerosi da parte di chi vuole semplicemente mettere ordine a scuola. Certo. Senta, onorevole, adesso è cominciata una nuova settimana, quali saranno i suoi prossimi impegni? Guardi, io domani sarò impegnata in campagna elettorale nella Campania, quindi farò un tour nella Vellinese e poi rientrerò mercoledì, perché diciamo che siamo impegnati anche nelle campagne elettorali, è giusto, fa parte del nostro lavoro, quindi si lavora in Parlamento, si lavora per portare quello che facciamo in Parlamento sui territori, accogliamo dai territori le istanze e le riportiamo in Parlamento, un circolo virtuoso a cui non veniamo meno. Molto bene, allora onorevole, io le auguro buon lavoro e al piacere di risentirci presto. Assolutamente a presto e buon lavoro a voi. Grazie a lei. Qui Parlamento. E allora noi abbiamo ancora qualche minuto, sono le 18, 27 minuti e 42 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Poco da aggiungere a quello che ha detto l'onorevole Latini, certo, l'onorevole Miele, certo è che siamo messi davvero male nel momento in cui qualcuno si presenta a scuola col coltello e così via. Ora, ogni tanto un po' di sane punizioni sul curriculum fanno bene. Secondo me un gesto del genere è un gesto da bocciatura. Cioè non si può entrare a prescindere, non si può portare un coltello a scuola, questo è poco ma sicuro. E manco possiamo diventare una specie di succursale delle scuole americane tipo bowling a Columbine o roba di questo genere. Direi che possiamo anche evitare, grazie. Allora, adesso noi ci fermiamo per 10 secondi, dopodiché rientriamo perché abbiamo il primo ospite della serata. Il primo ospite della serata è Felice Manti. Purtroppo giovedì scorso non abbiamo avuto la possibilità di mandare in onda il faccia a faccia preparato con lui, ma torniamo sul tema della bomba contro Sigfrido Ranucci. No, non è una bomba politica, questo è ormai evidente, però ci sono almeno 3 possibili piste che potrebbero interessare gli inquirenti. Ecco, in questo faccia a faccia, che tra non molto manderemo subito dopo la pausa, Felice Manti ci spiegherà com'è la situazione e più o meno quali possono essere le strade che potrebbero battere gli inquirenti. Quindi 10 secondi di pausa e poi parola a Felice Manti per il faccia a faccia sul caso Ranucci. Ah no, 2 minuti, scusate. Allora, 2 minuti di pausa, poi torniamo e poi il faccia a faccia con Felice Manti. A tra poco.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa. È protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, la Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, cioè noi sono a numero chiuso. Letizia 59 euro, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare il regalo al Sordo Tour, perché il Sordo Tour voglio qualcosa di straordinario. Allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono. Chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi com'è la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su tangenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, mai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto, fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te Natalia, alle 18:32 minuti e 19 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. E adesso, appunto, come vi dicevo, il faccia a faccia con Felice Manti sulle indagini a proposito della bomba che ha riguardato Sigfrido Ranucci. Ovviamente noi gli ribadiamo la nostra solidarietà, ma ecco la nostra conversazione. Vai pure Natalia. E allora, questa sera è tornato a trovarci un amico, oltre che un valentissimo collega, è Felice Manti, inviato di Il Giornale. Caro Felice, allora, io stamattina leggo a pagina 4 di Il Giornale, bomba a Ranucci, nessuna pista politica, i 3 filoni seguiti dagli investigatori, racket, mafia albanese e 'ndrangheta. Ma guarda un po', e allora tutto questo bailamme che si era fatto, la libertà di stampa, la libertà di informazione qua e là, invece è una vicenda di intimidazione molto più grave in realtà. Sì, guarda, allora, la questione è molto delicata ovviamente, come sai, perché giustamente, legittimamente da più parti si è sollecitata una maggiore attenzione alle indagini, perché essendo un fatto grave quello che successe a Ranucci, cioè un attentato a un giornalista che poteva proseguire la vita, a lui, alla sua famiglia, lui che è un giornalista, diciamo, esposto su tanti temi, insomma, c'è un gioco anche alla libertà di stampa in questo paese. È chiaro che rispetto a delle illazioni che purtroppo lui stesso ha contribuito ad alimentare, una parte del mondo ha detto giustamente ma a che punto sono le indagini? E quindi noi del giornale ci siamo messi a capire che cosa stava succedendo in procura e diciamo, lo spaccato è abbastanza semplice, se vogliamo. Il fascicolo è talmente pieno da essere vuoto, nel senso che sono talmente tante le ipotesi che è difficile dire che ce ne sia una che si possa privilegiare. Poi ovviamente incalzati gli inquirenti, che sono tutti abbottonatissimi, perché è in gioco non solo l'incolumità di Ranucci, ma evidentemente interessi enormi che questa bomba avrebbe
cercato in qualche modo di evitare che venissero fuori, no? Sbagliando secondo me, ma questo è un altro discorso. È chiaro che la riservatezza su queste indagini deve essere massima. E quindi banalmente abbiamo ricostruito il fatto che ci sono diverse ore di girato delle poche telecamere che ci sono in zona, perché sono una quarantina in tutto, non sono tante. Davanti a Cagliaruccio, per esempio, non ce ne sono, e chi ha agito sapendo che quella zona era abbastanza cieca, ok? Ed è un lavoro che è complicato, non è che siamo in America come i film che tu dici, no? Eccolo, ecco, ferma qua, è lui. Non è così. C'è la questione, come scritto oggi, delle celle telefoniche, cioè di solito le altre bombe a Ostia nel litorale, con le stesse, più o meno le stesse modalità, sono scoppiate alle 2 o 3 del mattino. E ovviamente lì controllare il traffico delle celle telefoniche è più facile, fermo restando che chiaramente non è che il bombarolo in giro col GPS o col telefonino agganciato, no? Alla cella, come dire, io sono io, no? O magari va in giro con un telefonino intestato a Abdul Mohammed, nato a Tunisi, no? Sì. E quindi diciamo di utilità pari a zero, oppure con questi telefonini che si possono comprare con identità sottratte al web in alcuni internet point gestiti un po' allegramente, dove bastano dei documenti contraffatti per prendersi delle SIM. Sappiamo che esistono, l'abbiamo visto in passato anche in altri paesi. Per cui anche dal punto di vista degli elementi probatori, non è che ce ne sono tanti su cui ragionare. C'è, dicevamo, le immagini delle telecamere, che sono difficili da analizzare nel loro complesso. Pensa che mi hanno detto che la procura doveva comprare dei tera, dei server apposta per ospitare queste immagini, per dirti la complessità, no? C'è l'elemento di questo uomo incappucciato che sarebbe stato visto e di questa panda nera su cui sarebbe probabilmente salito per scappare, che il percorso di questa panda nera va ricostruito, e lì vuol dire che tu devi individuare in maniera cronologica gli spostamenti di questa vettura in base a un percorso di telecamere che tu non puoi sapere, per cui se tu da lì puoi andare in 4 direzioni diverse, devi analizzare le 4 telecamere, i 4 semafori, che tra l'altro hanno compiti di vigilanza per le multe, quindi non necessariamente sono in grado di tracciare lo spostamento del veicolo, ma solo la targa, quindi magari non sempre la direzione, la presenza sì, ma la direzione no, mi spiegavano. E qui anche quello da costruire è complesso, non è che è difficile o impossibile, è difficile, è complesso, ci porta del tempo. C'è il tema della bomba, quello che starebbe emergendo, queste le primissime risultanze, è che l'ordigno non era particolarmente sofisticato, il che vuol dire che è un ordigno, diciamo, rudimentale, artigianale. Ora si è detto anche molto sul tipo di bomba carta potenziata, insomma, diciamo che uno di quei petardi natalizi, tipo la palla di Maradona, per intenderci, ovviamente potenziato, perché parliamo di 1 chilo di esplosivo, quindi, no? Però è chiaro che se tu 1 chilo di esplosivo lo metti sotto una macchina, la deflagrazione fa saltare in aria la macchina. Se tu lo metti in uno spazio aperto, quella deflagrazione spazza via quello che trova, ma essendo vuoto quello che intorno a sé, fa dei danni diversi. Quindi se tu la metti in un garage è capace di vinci il palazzo, dico per dire. Se la metti all'aperto fa dei danni importantissimi, ma limitati, compreso il fatto che se passa qualcuno il rischio che muoia è altissimo. Quindi si ragiona sull'ordigno, che è rudimentale, si ragiona sul fatto che c'è un innesco breve, la miccia è, diciamo, misurata alla distanza, a una tempistica tale che chi ha messo l'ordigno, quando ha potuto metterlo, quando ha saputo di metterlo, ha lasciato una miccia, un'azione di innesco sufficientemente lunga da potersi mettere al riparo. E questo denota una buona conoscenza dell'ordigno. Quindi il fatto che sia sofisticato non significa che la persona che l'ha costruito non sia in grado di fare cose sofisticate, ma nel ragionamento investigativo preliminare viene ricondotta questa bomba alla criminalità comune, questa è l'espressione che è stata usata. Per quanto riguarda il concetto di criminalità comune, di cosa parliamo?
Parliamo certamente dei clan che in questi mesi stanno contendendoci il territorio, sul litorale tra Ostia e Fregene, tra Ostia e Pomezia e Tor Vaianica, un litorale conteso e anche dallo Stato, perché lo Stato, come sappiamo, ha sequestrato diversi stabilimenti balneari intestati ai clan che lì spadroneggiano la vita, tipo i Fasciani o gli Spada, quindi i Cinti, diciamo. C'è il tema degli albanesi e dello spaccio di droga che è connaturato a questo genere di attività. Gli albanesi in particolare sono, come sappiamo, un'etnia crescente nel mondo del traffico di sostanze stupefacenti, che sono diventati sostanzialmente sempre più indipendenti dal punto di vista dello spaccio. Non sappiamo se la volontà di essere indipendenti è legata a un accordo fatto con l''ndrangheta, che è la monopolista del traffico, o se è un terreno che gli albanesi sono conquistati a suon di bombe e di attentati e di intimidazioni. Quindi diciamo che c'è certamente la presenza di clan mafiosi, 'ndranghetisti, ma anche lì c'è il clan senese, che è un clan un po' ibridato tra camorra e mafia romana. Insomma, ci sono tanti soggetti che operano in quel territorio. C'è una delle piste che io nel mio pezzo, il giorno stesso della bomba, ho privilegiato, che è quella dell'eolico, cioè Report stava lavorando a un'inchiesta che collegava l''ndrangheta al business dell'eolico. Come sappiamo, per colpa dei Green Deal, l'uso di energie alternative è stato incoraggiato e foraggiato. L''ndrangheta ha capito che c'era il business, ci si è infilata, con risultati sotto gli occhi di tutti. È uno degli argomenti di cui Report si è interessato ed è, diciamo, a naso una delle piste più verosimili, per una questione di distanza temporale da quando l'inchiesta è nata a quando la bomba è stata messa. Ma questa è una, diciamo, mia congettura, cercando di interpretare quelle che sono le valutazioni degli inquirenti che mi hanno dato questi elementi di ragionevolezza, no? Per cui diciamo che la pista è tutta, diciamo, concentrata su una criminalità più o meno comune, più o meno organizzata, rientra in una serie di attentati che sono stati fatti in quella zona per il controllo del territorio, conteso da più clan e più soggetti. C'è certamente il traffico di droga, ci sono certamente le frange ultra, che io oggi non cito, ma che sono comunque presenti, perché come sappiamo anche l'omicidio di Lucio Piccirilli e Bolik, a pochi metri dalla casa di Ranucci è stato ammazzato un altro albanese, probabilmente sempre dallo stesso killer di Bolik, cioè questo Calderon, alias Mishmesh. C'è la possibilità che ci sia un grosso broker albanese che ha in qualche modo interesse a che certe situazioni non vengano, diciamo, eccessivamente pubblicizzate, ma ripeto, tutto farebbe pensare a una pista locale, financo la presenza del soggetto che qualcuno mi dice essere potenzialmente assimilabile a un ex soldato della guerra di Jugoslavia, quindi serbo, croato, slavo, albanese, kosovaro, e Dio sa solo che nazionalità possa essere questo soggetto, che hanno questo tipo di perizia e che utilizzano questo genere di ordigni per fare questi attentati. Ma tutta questa cosa, diciamo, tiene sempre molto 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 lontana la pista del mandante politico, che come sappiamo, e chiudo, nasce da questa ambigua diciamo, comportamento di Ranucci, che in chiaro dice che lui la pista politica non crede. Poi quando gli viene detto ma ci può essere un collegamento tra una pista politica legata al fatto che lei sarebbe stato presidente dei servizi su ordine fazionari oppure no? Quando lui chiede la segretata è chiaro che l'uomo della strada si pone il dubbio, dice, ma perché va in segretata? Che ha già detto che il reato non c'è, il mandato certamente non è politico. Quale delle due versioni è vera? Ecco, rispetto a questa questione, che lui aveva già denunciato da tempo, il fatto di essere presidente dei servizi dopo un servizio su messaggi di mafia e un servizio sul papà della Meloni, su questo grande tema, secondo me si sta interrogando anche la Procura, che ha acquisito la deposizione segretata di Ranucci in antimafia, che secondo me dal punto di vista tecnico è giusto quando tu parli di un'inchiesta segretaria, perché ovviamente rientra nella segretezza delle indagini, ma se ti fanno una domanda su una pista che sei già scattato ufficialmente, secondo me la segretata era inutile. Ma detto questo, è ragionevole ma era inutile per evitare polemiche, ma va bene. La Procura di Roma ha chiesto l'acquisizione di questi verbali e non è detto che Ranucci non venga nuovamente interrogato, perché a quel punto, se la versione che lui dà in segretata è diversa dalla versione che lui ha dato eventualmente in procura, lì si crea un problema anche per la stessa procura, perché ovviamente ci sono degli elementi che lui ha taciuto
aspetti. Tu hai avuto esperienze personali e ti ha detto in antimafia, viceversa magari no, ma se ci sono degli elementi che lui ha taciuto ai procuratori che ha detto in antimafia, ci può essere un problema anche rispetto alla ricostruzione dei fatti, al mandato e tutto il resto. Quindi il tema è molto complesso. Io spero che la verità venga fuori presto e che chi è permesso di attentare a Ranucci e di conseguenza tutti noi che facciamo questo mestiere in modi diversi da Ranucci, cosa che io rivendico evidentemente, ma facendo lo stesso mestiere, è chiaro che più lo sappiamo la verità su questa vicenda e meglio è. Felice, però io riflettevo su questo mentre tu parlavi. Ecco, io ho qua in mano l'Alto Milanese, che è un giornale locale qui della Sì. zona, di venerdì 7 novembre scorso, e Sì. racconta un fatto. Dice: in via Volta a Magenta i residenti denunciano degrado e vandali nel parcheggio e abbiamo sentito un'esplosione. Cioè, che cosa è successo? Secondo le prime testimonianze si sarebbe trattato di un gesto sconsiderato da parte di alcuni ragazzini. Il gruppo, come riferiscono alcuni testimoni, avrebbe fatto esplodere un piccolo ordigno artigianale nel parcheggio adiacente alla sede della Confcommercio. Allora la domanda che io ti pongo è: siccome voglio dire, un piccolo ordigno artigianale lo possono assemblare anche un gruppo di ragazzini, questa bomba è una bomba che serve per minacciare, per impaurire, o è, per usare una certa espressione, un avviso acustico che è stato mandato da qualcuno a Ranucci, o è una ragazzata? Che cos'è? Allora, c'è una scuola di pensiero che sostiene che in realtà la presenza dell'ordigno vicino a casa di Ranucci sia una serie di sfortunata coincidenze, che cioè questo attentato sia legato ai racket della zona, ma che sia stata messa lì non per Ranucci, ma per un altro motivo. È una tesi a cui evidentemente io non credo. Detto questo, gli ultra sono soggetti che hanno spesso a che fare con degli esplosivi, come sappiamo, no, da utilizzare negli stadi, quindi magari certi tifosi, certe frange estreme possono aver raggiunto un'expertise semi-militare nella costruzione di questi ordigni, tale da consentirgli di creare anche questo ordigno per spaventare Ranucci o per spaventare, diciamo, l'informazione in generale rispetto a una zona forse non troppo attenzionata, ora di più, grazie a Ranucci, involontariamente o volontariamente, perché appunto consente da più clan. Io ovviamente non ho la risposta a questa domanda. Certamente in certe zone ad alta frequentazione mafiosa, ad alta infiltrazione mafiosa, come quella del litorale laziale, sono zone in cui certi ragazzi vengono istradati alla criminalità comune barra organizzata fin da giovane età, e quindi è plausibile pensare lì come a Magenta, come nelle banlieue intorno a Milano, che sono purtroppo sempre di più, ci possono essere ragazzi che si divertono a maneggiare questi esplosivi e questi petardi, che ripeto ci trovano una certa facilità, soprattutto in questo periodo di feste in cui questi ordigni poi si verranno ritrovati in tutte le città del sud, nonostante la grande c'è la Guardia di Finanza che li sequestra la maggior parte. Come Per no? cui certamente c'è questa possibilità che l'accesso a questi materiali pirotecnici esplosivi sia più semplice di quanto noi la facciamo. Certo, Io però mi quelli di interrogo- Magenta l'hanno fatto scoppiare a mezzogiorno, in pieno giorno, non alle 3 del mattino. No, ripeto, no, attenzione, se l'avessimo fatto scoprire alle 3 del mattino sarebbe stato diverso, perché sarebbe stato più complicato. Cioè, è più facile risalire alla matrice. Avendo fatto scoppiare alle 10 di sera, mettendo a rischio anche la vita di Ranucci, lì la cosa è un po' più seria, mi spiego, nel senso che se fosse scoppiata alle 3, certamente Sì. la pista del racket sarebbe stata più percorribile. Essendo scoppiata alle 10, con il rischio che Ranucci potesse morire, o la figlia purtroppo, per carità di Dio, nessuno avrebbe mai immaginato uno scenario così devastante anche per i familiari dei giornalisti, che sono anche loro purtroppo politicamente esposti al coraggio e alla bravura di questi grandi giudizi di inchiesta. È chiaro che questo orario particolare intriga, perché è un orario in cui, ripeto, c'è anche un'attività notturna abbastanza vivace, perché comunque parliamo di come dire, una serata tutto sommato estiva ancora, no? Dove la gente esce, insomma, si muove, anche se poi è una zona abbastanza isolata, però insomma l'orario sorprende per la modalità, perché appunto non troppo presto alla luce del sole inoffensivo, essenzialmente, perché lo vedi, lo segno, né troppo tardi da sembrare un attentato, diciamo, dinamitardo, ticket simpliciter, ok? Quindi l'orario è molto importante nella narrazione, e soprattutto il fatto che l'ordine è stato collocato quando si aveva la certezza che Ranucci era in casa. E quindi la persona che l'ha messo probabilmente seguiva Ranucci.
La persona che l'ha messo probabilmente potrebbe aver avvisato chi era lì di stanza, fisso, davanti a casa, potrebbe aver avvisato le persone che non c'era arrivato per mettere in moto questo meccanismo, perché io non posso pensare che uno sia stato lì tutto il giorno con la bomba in mano, no? Difficile pensarlo, difficile pensare che Certo, qualcuno vada in giro con la bomba, chiaro? Tutto certo. con un innesco, perché ripeto, ci vuole una certa perizia per maneggiare questi dispositivi. Insomma, diciamo che quello che viene fuori da queste indiscrezioni sulle indagini racconta una pista del tutto diversa rispetto a quella che si è vista ipotizzata maldestramente da Ranucci in commissione di vigilanza e in commissione di antimafia e purtroppo ribadita con questa volontà di secretare l'audizione nel rispetto delle indagini, che è evidentemente un elemento da tenere in considerazione. Mi auguro, ci auguriamo tutti, che i responsabili di questo atto violento, che va contro tutta la categoria di giornalisti, il cui contratto è stato nel 2016, apro e chiudo una parentesi, per dire in che condizioni siamo riusciti anche a lavorare, è chiaro che questi responsabili vanno archiviati dalla giustizia prima possibile. Resta il tema del fatto che purtroppo l'inerzia, tra virgolette, lo stallo o la difficoltà di dare delle risposte investigative in generale, diciamo, purtroppo alimenta il sospetto che i colpevoli siano difficili da rintracciare. In questo caso i colpevoli sono difficili da rintracciare non perché esiste una vita politica, perché la risposta è degli incidenti, ma perché le piste, che pure sono tante, diciamo, convergono su 3 elementi, meritano di essere approfondite con la giusta calma per avere un'identificazione al di là di ogni ragionevole dubbio dei colpevoli. Ricordo che anche l'omicidio Piscitelli, che è avvenuto praticamente in pieno giorno, ci hanno messo 1 anno e mezzo ad arrivare ad arrestare il soggetto e ci sono state intercettazioni telefoniche, insomma è stata un'indagine molto complessa. Parliamo di un'indagine che viene fatta sotto legge d'antimafia, in cui certi strumenti investigativi come le intercettazioni anche invasive, controlli, eccetera, eccetera, sono utilizzate, e quindi io sono ragionevolmente convinto che la risposta a questa vicenda arriverà molto presto. Spero che sia sufficientemente chiara da sgombrare il campo da qualsiasi tipo di equivoco politico, che certamente in questo clima di odio politico che stiamo dicendo negli anni 70 non aiuta. Siamo tutti dalla parte di Ranucci e del giornalismo libero, quando questo giornalismo libero viene messo in condizione di non poter operare, e c'è un problema di narrazione che va in qualche modo contrastato quando le ambiguità e i necessari tempi della giustizia convergono nell'idea e ingenerano nell'opinione pubblica il fatto che non si voglia scoprire la verità su un fatto così grave. Non credo che sia questo il caso. Senti, ma l''ndrangheta, ma che interesse ha una forza come l''ndrangheta che basa soprattutto Allora, io non credo, sul silenzio, colpire un giornalista notissimo? Io non credo che l''ndrangheta possa aver in qualche modo incoraggiato, in alcun modo incoraggiato una vicenda del genere. Però è anche vero che l''ndrangheta fa affare con dei soggetti che non sono così intelligenti e possono essere a volte pregiudicati, per cui diciamo può esserci un ruolo dell''ndrangheta negli affari che Ranucci giustamente denuncia, ma non è detto che l'attentato sia nato in un contesto 'ndranghetissimo, potrebbe essere nato in un contesto di soggetti che hanno creato delle truppe o hanno fatto dei raggiri in nome e per conto dell''ndrangheta o con il favore dell''ndrangheta. Quindi diciamo, la pista dell''ndrangheta è importante perché sinceramente l''ndrangheta in questo momento è l'organizzazione criminale più potente del mondo, che ha ramificazioni ovunque, che si interessa da sempre storicamente anche di energie elettriche, energie alternative. Sappiamo che l''ndrangheta in questo momento è l'organizzazione criminale più potente del mondo, che ha ramificazioni ovunque, lo sappiamo anche dai libri del dottor Seraschini che abbiamo imparato a conoscere, e di conseguenza è plausibile pensare che l''ndrangheta possa essere coinvolta all'atere in questa vicenda, non fosse altro che questi potrebbero essere dei complici. E resta il tema del fatto che, siccome Ranucci in questi anni si è occupato di tantissime vicende, le piste a cui andare a cercare i colpevoli sono oggettivamente tante, e questo certamente non ha aiutato il lavoro degli investigatori. Senti, ma così, ora io non ti chiedo di guardare nella sfera di cristallo perché fai il giornalista e non l'indovino, ma secondo te cosa potrebbe essere con una certa probabilità? Io penso che sia qualcuno legato al territorio che ha utilizzato ordigni predisposti per il controllo
e le minacce a quel territorio. Penso che questo qualcuno abbia dei contatti con dei soggetti che sono stati, tra virgolette, attenzionati da Ranucci per vicende altre, e penso anche che questo genere di intimidazione possa essere un atto sfuggito di mano a chi ha mandato o avrebbe potuto mandare un messaggio, perché inevitabilmente l'effetto che si voleva creare, cioè di imbavagliare Ranucci, si è dimostrato del tutto sbagliato, nel senso che giustamente Ranucci non solo non si è fatto imbavagliare, ma giustamente va avanti a rivendicare con coraggio quelli che sono i risultati delle sue inchieste, seppur, ripeto, con qualche ambiguità di troppo in questa narrazione, diciamo, no? Di spettri, di fantasmi, di servizi e di pedinamenti. Quindi, diciamo, la trovo la classica situazione sfuggita di mano per colpa della, come dire, sottovalutazione dell'impatto che questa attentato avrebbe potuto avere da parte di chi l'ha messo in atto, forte, convinto di essere nel giusto e di agire su mandato che in realtà, diciamo, non era forse così esplicito. Quindi può darsi che uno dei business che ha portato Ranucci riguardi l'Albania, quindi magari il traffico di droga, magari vicende legate a situazioni politiche o a influenze, diciamo, economiche rispetto a dei business imposti in questo paese, che questo qualcuno abbia saputo di questa cosa, abbia ricevuto una specie di mezza ambasciata, una mezza commissione, e che si sia spinto un po' troppo in questa sua valutazione. Questo è il mio ragionamento, perché diversamente pensare che con un attentato si potesse bavagliare Ranucci, chi l'ha fatto ha sbagliato completamente, diciamo, la visione. E sono d'accordo con te, poi devo lasciarti che andare in riunione, sono d'accordo con te nel momento in cui tu dici che l''ndrangheta e la mafia albanese in particolare si muovono con maniere molto diverse, piuttosto ammazzano, ma non fanno queste robe metà e metà. Piuttosto ci può essere un mascaramento di tipo sociale, quindi io prendo il giornalista o il politico o l'amministratore e lo inserisco in un circuito di prostituzione, pedofilia, tutto inventato evidentemente, allo scopo di farlo fuori socialmente, non fisicamente. O piuttosto faccio fuori Diabolico, il killer che è stato ammazzato detto Figlianini, se mi ricordo male, perché evidentemente è di troppo nella mia valutazione, nel mio controllo del territorio. Ma sono scelte estreme che portano l'attenzione degli inquirenti a concentrarsi su certe dinamiche che invece giustamente, dal loro punto di vista, più restano segrete, più sono garantite. Certamente, appunto per questo è tutto troppo strano. Senti, per finire, tu ti occupi ovviamente anche di 'ndrangheta e di malaffare e di crimine. Che succede a Milano in questo periodo? Allora, a me succedono tante cose. La mia sensazione è che ci sia una grandissima sottovalutazione della penetrazione economica dell''ndrangheta in un circuito legale, nel circuito economico legale di questa città. Percepisco delle infiltrazioni, a mio modesto parere, sempre più evidenti nel tessuto produttivo anche di zone solitamente estranee a dinamiche mafiose, anche in centro a Milano. Non vedo una necessaria attenzione delle forze dell'ordine, in chiaro evidentemente, rispetto a questi elementi di pericolosità, perché purtroppo si continua a ragionare in termini di esercito, di buoni e cattivi, e quindi di valutazione del fenomeno mafioso più sempre sotto l'aspetto della violenza e della coercizione e dell'intimidazione e non della penetrazione del tessuto economico. Ci sono delle inchieste recenti che vedono la compartecipazione di mafia Camorra e 'ndrangheta alla spartizione di questo territorio economico su presupposti molto diversi e molto più complessi, su cui è opportuno fare un ragionamento anche rispetto all'istituzione del 400 bis, cioè del reato di associazione mafiosa, ma sono questioni, diciamo, di dinamica investigativa e legislativa molto complesse e molto lunghe, in cui da parte c'è molta attenzione a valutare, perché si rischia in qualche modo di compromettere delle situazioni, delle indagini in corso.
C'è un tema della lotta al riciclaggio che si fa sempre più stringente e purtroppo devo dire, mi è capitato di sollevare questa questione durante un recente convegno sull'antiriciclaggio che ho avuto il privilegio di moderare alla presenza del capo dell'UIF Enzo Serata, l'UIF è l'organismo che riceve le SOS, e il comandante della via Giovanni Michele Carbone, in cui si è detto sostanzialmente che anche la banalizzazione, la mercificazione di queste SOS, queste generazioni sospette di cui Striana aveva, secondo le investigative, inondato i giornali, diciamo, attribuendo a queste SOS il peso di un'indagine investigativa che in realtà non era tale, banalizzando questo strumento che autorizza le banche a segnalare delle operazioni sospette rispetto a delle persone praticamente esposte, si rischia di compromettere ancora di più il nome di un presunto diritto all'informazione che non esiste in questa vicenda, perché queste cose sono segrete, rischia di demonizzare, di indebolire uno strumento fondamentale nella lotta al riciclaggio, come se appunto la circolazione di questi strumenti e la sua banalizzazione, la loro banalizzazione fossero in qualche modo funzionali all'attività mafiosa, e questo sarebbe ovviamente un scenario del tutto inquietante, no? Perché è evidente che questi strumenti sono invece, se analizzati bene, se ragionati, di grande interesse investigativo, perché ti consente di poter fare delle operazioni diciamo bancarie trasparenti sospette tra soggetti legali, perché il tema non è più non solo l'infiltrazione del denaro sporco con tangenti o spalloni, ma l'inserimento di questi capitali che diventano parte del circuito legale attraverso negozi, istituti di credito, tabacchini, banche, imprenditori finanziari, tutti soggetti obbligati a fare queste segnalazioni, attraverso delle dinamiche criminali molto complesse, basate fondamentalmente su false fatturazioni, per cui, diciamo, paradossalmente, l'economia illegale contamina quella legale, produce PIL, il famoso prodotto interno sporco di cui abbiamo spesso parlato, lo Stato banalmente verifica che ci sia questo PIL in più, ne è ben felice, e quindi chiude un occhio rispetto a quelle che possono essere delle criticità che stanno sempre di più, a mio modesto parere, contaminando l'economia legale della città di Milano anche in zone tradizionalmente escluse dalle dinamiche mafiose, e lo si vede, e chiudo, anche dal fatto che alcune zone sono ancora oggi immuni da bandi di ragazzi, di giovani, di teppisti che purtroppo in molte zone della città conosciamo. Non vorrei che dietro ci fosse l'esposizione del territorio, il controllo del territorio da parte delle questioni mafiose anche a Milano, come avviene a Reggio Calabria, a Palermo o a Napoli. Perché sarebbe veramente un passo, come dire, un livello di salvaguardia del territorio e delle attività mafiose che renderebbe la lotta alle mafie ancora più difficile da effettuare. E meglio non si poteva dire. Felice, grazie del tuo tempo. Grazie a te e ai tuoi ascoltatori per la pazienza. Alla prossima. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. A te la linea, Antonino. Grazie a te, cara Natalia, alle 19, 3 minuti e 25 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Fin qui le parole del nostro Felice Manti, che voglio ringraziare. Ma nel weekend io ho incontrato un altro amico di questa radio, è il capogruppo della Lega al Senato, il senatore Massimiliano Romeo, che voglio ringraziare del suo tempo. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione, anche perché sta partendo l'autonomia, ebbene sì. E allora state a sentire che cosa mi ha detto. Vai pure, Natalia. E allora il mio gradito ospite di questa sera è il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato. Senatore, allora, intanto noi due parliamo a margine di un'importante riunione che si è appena conclusa in quel di Via Bellerio, ma poi che settimana è stata questa sotto il profilo dei lavori parlamentari e l'attività del partito? Beh, intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito. È stata una settimana molto impegnativa, perché è la settimana
in cui abbiamo approvato, cioè nel senso abbiamo presentato, chiedo scusa, i vari emendamenti alla manovra di bilancio. Quindi, come voi potete immaginarvi, quando ci sono questi momenti sulla manovra, insomma l'attività è molto intensa. Tutti i senatori, in questo caso la manovra in prima lettura viene al Senato, sono chiaramente intercettati dalle associazioni di categorie, dai cittadini, per la presentazione di emendamenti, tantissime, più di 1000 richieste abbiamo avuto sul tavolo, sulle quali naturalmente abbiamo dovuto anche fare un lavoro chiaramente di priorità, cercando di scegliere quelle che naturalmente avevano un'importanza più legata a quello che è il territorio, che è poi quello che la Lega cerca di difendere tutti i giorni. Abbiamo presentato quasi 400 emendamenti, sapendo chiaramente però insomma che le risorse a disposizione non sono tante, insomma, ecco, tutto qua. Purtroppo, anzi, sono poche, questo è il problema vero. Ecco, tutto qui. Certo. E oltre a questo, diciamo così, che cosa ci possiamo aspettare dalla prossima settimana di lavori parlamentari? Quali saranno i temi più importanti? Beh, al Senato adesso tutto è concentrato ovviamente sul tema della manovra, quindi ci sarà la stampa del fascicolo degli emendamenti, ci saranno tutte le varie tematiche che abbiamo proposto, magari provo a riassumere io in breve quelli che sono gli aspetti più essenziali sui quali la Lega ha puntato, quindi indubbiamente il fatto di trovare quella risoluzione sulla compensazione debiti crediti per le imprese, c'è il tema degli affitti brevi su cui questo aumento di tassazione diciamo così non ci è piaciuto, quindi lo vogliamo rimettere e quindi togliere questa previsione normativa che è stata fatta in sede di predisposizione della manovra. C'è il tema della, diciamo così, sospensione dell'età pensionabile un po' generale, no? Se questo mese in più nel 2027 piuttosto che 3 mesi in più nel 2028, che vorremmo in qualche modo cercare di sospendere, con particolare riguardo indubbiamente al tema delle forze dell'ordine. Questo è sicuro, questa è una promessa che chiaramente abbiamo fatto, dobbiamo mantenere, però insomma in generale anche nei confronti dei cittadini. E poi naturalmente c'è il fatto un po' di rimodulare, magari vedere se si riesce, insomma non è semplicissimo ampliare un po' la platea del tema sulla rottamazione. E poi sempre sul tema della sicurezza bisogna assolutamente mettere in campo l'assunzione di più forze dell'ordine, perché questo è un tema a cui noi ci teniamo in particolar modo. Senza dimenticare, lo dico, anche la questione legata al piano casa, che riguarda soprattutto il Ministero di Matteo Salvini, con cui insomma vogliamo dare una risposta a un problema abitativo che sappiamo insomma riguardi molto giovani e anche gli stessi anziani, ecco. Questi sono un po' i temi, quindi la settimana si svolgerà con l'approfondimento degli emendamenti, cominceranno a stampare i fascicoli e inizia un po' quell'iter parlamentare in commissione, dove verranno illustrati gli emendamenti, verranno comunque discussi e aspetteremo e cercheremo di capire poi quelli che possono avere veramente una chance di poter passare. Insomma, questa è un po' questo succederà questa settimana. La prossima, cioè al Senato, quando arriva la manovra al Senato o alla Camera, sostanzialmente noi fondamentalmente non è che esaminiamo altri provvedimenti, a meno che proprio non si tratti di situazioni particolarmente emergenziali, però al momento forse c'è qualcosa sul PNRR che affronteremo a fine mese, ma attenderemo un po' tutto il lavorio che c'è da fare ovviamente sul tema della manovra. Senatore, l'11 di dicembre Matteo Salvini si dovrà trovare alla Cassazione per l'udienza del processo Open Arms. Quest'anno è stato l'anno anche del varo della legge sulla separazione delle carriere. Quanto c'è ancora da fare per avere una giustizia più giusta? Da fare c'è tanto, però insomma indubbiamente con la riforma costituzionale che abbiamo portato avanti, il fatto stesso di voler, perché poi l'obiettivo della riforma è questo, è proprio ancora più che il tema della separazione delle carriere in sé, è proprio il tema dell'idea di mettere fuori dalla magistratura, cioè fuori la politica deve uscire
dalla questione della magistratura, cioè fuori la politica dalla magistratura, questo è il messaggio, fuori la politica dalla magistratura. Questo con ovviamente il Consiglio Superiore della Magistratura che sarà ovviamente scelto col sorteggio, e poi la formazione anche di un'alta corte che giudicherà e cercherà appunto di intervenire affinché ci possa essere veramente l'idea della terzietà del giudice, dell'imparzialità, che è un dovere costituzionale, ma è un diritto, ma è anche per tutti i cittadini. Quindi sicuramente questo è un primo passo. Poi ovviamente c'è il referendum confermativo e avremo la necessità di capire che poi il popolo appoggi questo tipo di riforma che abbiamo fatto. Senatore, e la Lombardia, che è la culla peraltro della Lega, come è andata quest'anno e che cosa, volendo tracciare un bilancio, anche una previsione per l'anno prossimo? In Lombardia stiamo cercando diciamo che il lavoro che noi facciamo è un lavoro sempre molto puntuale e preciso su tutte le varie tematiche. È chiaro che la gente si aspetta molto sotto l'aspetto della sanità e dei trasporti, e la prospettiva che stiamo cercando di mettere in campo per il prossimo anno e non solo è quella proprio di cercare di abbattere le liste d'attesa e dall'altra parte sui trasporti cercare di mettere i cosiddetti vigilanti, se uso questo termine, anche sui treni di Trenord, utilizzando proprio quello che è un servizio che Matteo Salvini ha messo in campo con la società FS Security in tante altre regioni. Quindi abbattere le liste d'attesa e garantire maggiore sicurezza sui treni sono i due aspetti importanti che in qualche modo vogliamo valorizzare. Molto bene. Senta, per finire, si parla tanto di opere pubbliche, poi c'è stato tutto questo scontro sul ponte sullo Stretto, soprattutto l'attività della Corte dei Conti che ha sollevato non poche perplessità. E poi resta sullo sfondo un altro tema, l'autonomia. Il 2026 può essere l'anno buono per entrambi? Guardi, questa domanda qui nel senso cade a fagiolo, perché nei prossimi giorni saranno firmate le 3 intese tra il governo e le regioni che hanno fatto richiesta, quindi Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, ed è l'inizio di un percorso fondamentale e importante, perché finalmente si mette a terra quello che è un po' quello che la Lega chiede da tantissimi anni. Quindi sicuramente iniziamo in modo graduale con alcune materie che non necessitano dei livelli essenziali delle prestazioni, come protezione civile, ordini professionali, previdenza integrativa e complementare, il coordinamento della finanza pubblica sul tema della sanità. Insomma, sono questioni che cominceremo a trattare proprio con le prime intese, quindi insomma sarà una settimana molto molto importante sotto questo aspetto in Lombardia. Molto bene, allora buon lavoro e grazie al suo tempo. Ma grazie a voi, buona continuazione e ci sentiamo sicuramente prossimamente per un aggiornamento sulla manovra. Certo. Di nuovo... Molto bene. Sì. No, ti stavo dando la linea, nessun problema. Grazie cara Natalia, alle 19:13 minuti e 3 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà avete ascoltato il senatore Massimiliano Romeo, che voglio ancora una volta ringraziare, che vi ricordo essere capogruppo della Lega al Senato. Orbene, andiamo a dare un'occhiata alle agenzie, segnatamente all'agenzia ADN Kronos. Morte insieme le gemelle Kessler, la Bild hanno scelto il suicidio assistito. Ancora il maltempo in Italia, frana travolge 3 edifici nel Goriziano, individuato il corpo di uno dei 2 dispersi, esonda il fiume Torre, persone sui tetti. Assessore del Friuli Venezia Giulia, dichiariamo l'emergenza, chiediamo la mobilitazione nazionale. Forte maltempo anche in Liguria e Toscana. Ancora Legionella a Milano, sospetto focolaio, 11 casi con un morto in zona San Siro. Al momento 8 persone ricoverate, l'ATS, indagini in corso per identificare l'origine del contagio, raccolti campioni in abitazione. Poi un tema sul quale noi torneremo, l'omicidio di Luca Attanasio, dell'ambasciatore Luca Attanasio. C'è un nuovo testimone, il giallo della miniera di Niobio,
di interesse russo. Le dichiarazioni di uno degli operatori presenti sul luogo dell'imboscata costata la vita all'ambasciatore e al carabiniere Iacovacci, depositate in procura a Roma. Tragedia sfiorata, Sassi contro il bus del Chieti dopo la sconfitta a Recanati, indagini in corso. L'attacco è avvenuto a circa 1 chilometro al casello di Loreto dell'autostrada A14, dove una ventina di tifosi ha improvvisamente occupato la carreggiata. Già che ci siamo, chiudiamo con le ultime. Ponte sullo Stretto, nuovo stop dalla Corte dei Conti. Salvini, restiamo fiduciosi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Ecco qua che si apre la pagina dell'ADN Cronos. Arriva un nuovo stop dalla Corte dei Conti. La magistratura contabile non concede il visto di legittimità al terzo atto aggiuntivo della convenzione tra MIT e Stretto di Messina Spa. In una nota della magistratura contabile si spiega che la sezione centrale di controllo e legittimità della Corte dei Conti, all'esito della Camera di Consiglio, non ha ammesso al visto e conseguente registrazione il decreto del 1 agosto del 25, numero 190, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto col Ministero dell'Economia e Finanza. Le motivazioni in corso di stesura saranno rese note entro 30 giorni con apposita deliberazione. Nessuna sorpresa, è l'inevitabile conseguenza del primo stop della Corte dei Conti. I nostri esperti sono già al lavoro per chiarire tutti i punti. Resto assolutamente determinato e fiducioso. Le parole del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a proposito dell'intervento della Corte dei Conti. La mancata registrazione del decreto interministeriale che assentisce il terzo atto aggiuntivo del ponte sullo Stretto di Messina arriva al termine di un'ampia discussione svoltasi oggi innanzi alla Corte dei Conti, nel corso della quale è emerso innanzitutto il tema preliminare dell'effetto di preclusione che la mancata registrazione della delibera CIPES ha sulla decisione odierna. Scrive quindi il Ministero delle Infrastrutture in una nota. Il MIT rimane fiducioso sulla prosecuzione dell'iter amministrativo in attesa delle motivazioni della Corte. Infine chiudiamo con un po' di cabaret. Nigeria fuori dai mondiali, il CT accusa il Congo, ci hanno fatto il futuro. E vabbè, io faccio un mestiere stupendo. Berengario in Subrico da Roma. Si potrebbe chiedere di imporre all'INPS il ravvedimento operoso come per l'IRPEF. Non è possibile che se si ritarda anche solo di un giorno a pagare scatti la sanzione del 10% sul dovuto. Pienamente d'accordo. Con questo chiudiamo. Adesso Carla De Bernardi e il suo Contare i passi sulle orme e sulle tracce del Cammino di Santiago. E poi ci salutiamo con Fiorella Mannoia, Il cielo d'Irlanda del 1992. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento domani sera 18:05 Trattabili. Ci sarà con noi Claudio Borghi Aquilini per Scuola di Magia. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. E allora torna questo lunedì, con molto gusto aggiungerei, la nostra Carla De Bernardi che anche qui in questa puntata di Contare i passi ci racconta il Cammino di Santiago. La volta scorsa abbiamo parlato delle 4 vie, i 4 cammini che portano ad arrivare a Roncisvalle, da cui poi si parte per andare verso Santiago de Compostela. Ecco, esatto. L'impatto con la Spagna, prima di tutto, ma tu come ti sei trovata in Spagna? Che è un paese che alla fine degli anni 90 è diventato molto popolare come meta turistica in Italia, già lo era negli anni 80 con le Baleari, ma alla fine degli anni 90 era una delle mete più gettonate non solo per le Baleari, ma anche per tutte le altre zone e poi per la riscoperta del cammino. Ecco, ma questo paese che cosa ha di affine a noi e che cosa ha di diverso da noi? Io lo vedo come un grande Sud Italia che ce l'ha fatta. Sì, sicuramente quello che tu dici è giusto. Non lo so, io mi sono sentita subito a casa in Spagna. Siamo latini, siamo tutti latini, siamo fratelli, vabbè, siamo fratelli di tutto il mondo, però certamente con gli spagnoli c'è una grande affinità, non solo perché la lingua aspetta, ci sono diverse lingue in Spagna, no? Sì. Ma ce n'è una che, se non erro, è il catalano, che è simile all'italiano. Certo.
non è vero che basta aggiungere una S, come dicono le barzellette, però ci si capisce. Poi noi più che loro, ma ci muoviamo anche a gesti, quindi riusciamo anche a farci capire con la mimica. Non so, io mi sono sentita sempre a casa, non conosco tutta la Spagna ovviamente, io sono stata a Barcellona, che è meravigliosa, a parte Gaudì, ma è una città stupenda sul mare, la Barceloneta, insomma Barcellona è una città fantastica, i grandi mercati coperti, le bellezze architettoniche. Madrid è bella quanto Parigi, secondo me, non ho nulla da invidiare a Parigi. Sono stata a Malaga sul mare, che è una cittadina stupenda, la città di Picasso, e poi tutto il cammino, quindi fino a Finisterre, Santiago, le grandi città come Burgos, come León, come Pamplona. Pamplona si passa con il cammino. Non lo so, per me la Spagna è un paese meraviglioso, credo che lo sia per tutti. Sì. Visitarlo a piedi certamente, e però io non l'ho fatta tutta a piedi, io ho fatto il cammino aragonese e il cammino francese, quindi sono arrivata dal passo del Somport, a cui si arriva praticamente dalla zona di Lourdes, e dal passo di Roncisvalle, che invece parte dai Pirenei, da Saint-Jean-Pied-de-Port, come ti avevo detto l'altra volta, e dal passo di Roncisvalle, queste due strade, aragonese e navarrese, si uniscono e parte il cammino francese. E poi abbiamo visto l'altra volta che ce ne sono tanti altri, c'è il cammino primitivo, c'è il cammino, come si dice, portoghese, c'è il cammino della Plata, cioè dell'argento, c'è il cammino del Norte. Insomma, la Spagna è solcata da decine di cammini. Io ho fatto il francese, e questi due che ti dico che si congiungono sul francese, e poi sono arrivata a Finisterre, però diciamo che non posso dire di aver visitato tutta la Spagna o di aver fatto tutti i cammini, però andando alle partenze dei cammini sono stata a Saragozza, che è un'altra città meravigliosa, appunto Madrid, appunto Barcellona, appunto Malaga. Poi sono stata ospite da degli amici a Minorca, che è un'isola fantastica. Insomma, la Spagna mi piace e credo che piaccia a tutti. Sfido chiunque a non amare la Spagna, come sfido chiunque a non amare l'Italia, Nino. Sono dei paesi talmente belli. Poi è chiaro che ogni paese ha le sue particolarità, però Spagna e Italia mi sembra che siano tra i paesi più amichevoli del mondo, ecco, se posso dire questo. Senti, in che cosa differiamo rispetto a loro? Cioè, loro che etica hanno, per esempio, del lavoro, dell'impegno? Perché tu hai fatto l'ospitalera, appunto. Sì, io ho fatto l'ospitalera, quindi ricevevo questi pellegrini che arrivavano stanchi la sera, ripartivano la mattina, e io ero al loro servizio, come loro, gli ospitaleros erano al mio servizio quando io arrivavo. Cioè l'ospitalero, per fare l'ospitalero devi fare un corso presso l'associazione HOSVOL, che vuol dire Hospitaleros Voluntarios del Cammino di Santiago, che sono nati quando è cominciata come si dice, la consuetudine di aprire degli ostelli che fossero a donativo. L'ho già spiegato l'altra volta. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu non hai una tariffa, tu dai un donativo, c'è una cassetta, un bauletto nelle varie strutture con scritto donativo, e tu inserisci lì quello che vuoi lasciare. Ovviamente, se sei una persona per bene, lasci una cifra ragionevole, perché in certi ostelli mangi anche, in tutti fai anche la prima colazione, in certi fai la cena, dormi, vengono fatte le pulizie per te, quindi, però sono cifre che ai miei tempi andavano dai 10 ai 15 euro, non di più. Oggi non lo so, francamente. Credo che la tariffa anche del donativo, anche se non è una tariffa, ma è un'offerta volontaria, ma diciamo che c'è un criterio. Ecco, il criterio ai miei tempi era 10, 12, 15 euro. Poi c'era chi ne lasciava 20 o 30 e chi ne lasciava 5, ma andava bene lo stesso, perché il criterio del donativo è quello. È un po' il motto di Proudhon, no? A ciascuno secondo le sue necessità, da ciascuno secondo le sue possibilità. Questo è il donativo. Il donativo fu inventato da un sacerdote che si chiamava, adesso forse te lo dico,
E vabbè, comunque fu inventato da lui, che era il sacerdote di un posto. Scusa, il bello della diretta, mi soffio il naso. Certo. Questo sacerdote, che è morto da poco, era il parroco di una chiesa Madonna, ma sai che questa cosa dei nomi è veramente lo spavento più grande che io mi sto prendendo con l'invecchiamento? Perché Grignon, ecco, Grignon. A Grignon, l'ho detto l'altra volta, mi sembra di averlo detto, ho dormito sotto un campanile, Sì. perché l'ostello è proprio nella chiesa, nel campanile della chiesa, e fu il parroco di Grignon a istituire il donativo. È morto da poco, poveretto, però è stato un grandissimo personaggio, perché poi il donativo si è esteso a tutti i cammini. Anche in Italia, sulla via Francigena, oggi c'è il donativo, grazie all'associazione Osvol italiana, di cui io faccio parte, peraltro, anche se è un po' di tempo che non faccio l'ospitalera. E questo parroco decise questa cosa, decise appunto che chi non poteva doveva poter fare il cammino lo stesso. Tante volte mi è successo a Bersianos, almeno un paio di volte, che qualcuno arrivasse e dicesse: io non ho soldi, ma posso aiutare, cosa posso fare? E a parte l'aiuto che si dà ovviamente sempre, che è quello di aiutare in cucina, di apparecchiare e di sparecchiare, questo si è fermato il giorno dopo e si è messo a lavare i pavimenti, cosa che altrimenti avrei fatto io, proprio perché io gli ho dato ospitalità nonostante non avessi soldi per il motivo, e lui in cambio si è fermato il giorno dopo a fare le pulizie. Questo è lo spirito del cammino, ed è lo spirito degli Osvol ed è lo spirito spagnolo del cammino, che poi noi abbiamo importato in Italia. In Italia, come ti ho detto, fino a qualche anno fa i pellegrini non venivano visti di buon occhio. Io ero stata cacciata via da un bar in cui mi avevano visto arrivare con lo zaino, tra l'altro nella zona dei Navigli, avevano pensato che fossi una stracciona, per dirla proprio con un brutto termine. Invece in Spagna, dai tempi dell'apertura del cammino, che ha riaperto dopo la dittatura di Franco, il pellegrino viene accolto come nel Vangelo veniva accolto da chi aveva un animo buono, veniva accolto il forestiero, e delle volte poi si capiva dopo che il forestiero era Gesù, no? Ci sono delle parabole in cui Gesù arriva sotto mentite spoglie. Emmaus. La cena in Emmaus, esattamente. E poi questo succede anche, se non ricordo male, nelle Metamorfosi di Ovidio. Filemone e Bauci, che è una coppia di vecchietti, a un certo punto riceve un forestiero e lo accoglie a braccia aperte, e per l'appunto quel forestiero è Gesù, se non ricordo male, oppure sto confondendo Filomene e Bauci con la cena in Emmaus, ma comunque riconoscere nel forestiero una persona da accogliere, non da respingere, questa è una cosa che in Spagna c'è da tantissimo tempo, in Italia meno. Ancora adesso in Italia ci sono delle strutture che non ti accettano, e poi ci sono strutture che non sono a donativo, sia in Italia che in Spagna, e quindi lì c'è un tariffario, no? Tu arrivi in un albergo, in una locanda, ma anche negli ostelli gestiti dalla municipalità, comunali, e c'è una tariffa per dormire e per mangiare. Nei conventi di solito è a donativo, e quindi questa ospitalità, io ho imparato questa cosa in Spagna, tant'è che tornando poi dal Cammino di Santiago, dal primo cammino, ho deciso che sarei andata a fare lo SVOL. Quindi ho fatto questo corso che all'epoca si faceva in Spagna, poi ne ho fatto un altro in Italia, e tutti gli anni vengono organizzati dall'associazione degli Osvol spagnoli là e italiani qui dei corsi per spiegarti cosa significa fare l'ospitalero, perché l'ospitalero è una filosofia, cioè non basta accogliere, punto, devi avere tutto uno spirito, no? Che ti spinge a una fortissima empatia verso chi arriva, verso la sua stanchezza, verso i suoi problemi. Poi devi poter anche risolvere problemi pratici, per cui devi sapere come comportarti se un pellegrino si sente male, devi capire come affrontare temi, come a me è successo di avere le cimici nell'ostello, perché su tutti i cammini ci sono le cimici.
Certo. Le cimici sono tremende, io le ho prese 2 volte, una volta tornando da Finisterre e una volta invece in Svizzera in un grande albergo, penso un po'. Mamma mia. Le cimici sono tremende, ti fanno tutta una serie di puntini in fila, per cui le riconosci perché i morsi della cimice sono in una fila sottile e prudono in un modo terrificante, terrificante. E io ero proprio a Gragnon, sotto il campanile, quando sono stata punta da queste... in verità quella volta lì erano dei moschitos, non erano le cimici, che avevo preso sul ruscello. E lì ho dovuto andare 3-4 volte all'ospedale perché stavo malissimo. Quindi mi hanno dato degli antistaminici, delle pomate, ma ci ho messo 3 giorni a guarire. Mi ricordo che a Gragnon mi alzavo di notte per fare la doccia fredda 4, 5, 6 volte, perché non Mamma resistevo mia. E quindi devi anche affrontare queste cose qui. Poi devi capire, per esempio, faccio un esempio banale, che se uno ti chiede un ristorante, tu non glielo devi consigliare, perché non puoi fare concorrenza a un altro ristorante, non si può pensare che tu sei foraggiato da una struttura per promuoverla, no? Come i taxisti quando gli chiedi a Napoli o a Roma, quando gli chiedi un ristorante ti consigliano sempre quello del cugino, no? Beh, Ecco, non certo. devi consigliare il ristorante del cugino. Quindi fare lo SVOL significa avere tutta una mentalità e un modo di procedere ed è veramente un'esperienza meravigliosa. Io l'ho fatto a Bersianos del Real Camino e l'ho fatto in Italia a Roppolo e a Vercelli e sono state 3 esperienze meravigliose. Adesso è un po' che non lo faccio perché, confesso, non ho più l'età di rifare 40 letti in una mattinata, preparare da mangiare per 40 persone, lavare i materassi e disinfettarli se ci sono dei cimici, perché fare lo SVOL è molto faticoso. Certo. Io vorrei farlo di nuovo, però in questo momento non ho le forze. Ecco, le recupererò, ma in questo momento non ho le forze. Quindi stavamo dicendo che c'è questa grande ospitalità in Spagna che poi trovi dappertutto, non soltanto sul cammino. È veramente un popolo ospitale. Sono spiritosi, sono ironici, hanno voglia di fare festa. Io mi ricordo una tappa a un paesello in cima a un passo, cioè appena superato un passo, quindi ero affaticatissima, sono arrivata e c'era la festa del paese. E la festa del paese, com'era, adesso ti dico come si chiamava il posto, lo guardo nell'indice, si chiamava... si chiamava... Oh porco cane. Niente, ho dei ricordi che delle volte si sovrappongono, quindi speravo di ricordarmi come si chiamava questo posto, ma non me lo ricordo. Va bene, comunque, cosa succede? Che tutta la Calle Mahor, perché tutti i paesi che attraversi, allora, attraversi delle città, e ti ho detto Burgos, León, Pamplona, eccetera, ma attraversi tanti villaggi, cioè in tanti villaggi si fa proprio tappa, sono le tappe del cammino. E sono dei villaggi deliziosi. In questo di cui ti stavo parlando, sono arrivata che c'era la festa del patrono e tutta la Calle Mahor, quindi tutta la via principale, era stata allestita con un gigantesco banchetto. Cioè era tutta occupata da un tavolo, ma a cui saranno state sedute 300 persone, cioè tutte le persone del borgo, e tutti avevano preparato qualcosa. Che Era meraviglia. allestito con delle grandi tovaglie di carta rossa, e quindi quando siamo arrivati ci siamo seduti e abbiamo mangiato anche noi a questa grande tavolata, ovviamente dando un donativo. E mi ricordo, questa è una cosa buffa, che tutti mi chiedevano, siccome ero italiana, cosa facevano? Mi chiedevano tutti, era l'epoca di Berlusconi, mi chiedevano tutti di Berlusconi. E dicevo, Berlusconi, Berlusconi. A questi qui Berlusconi piaceva molto. Meno male. Sì, esatto. Aspetta che sto cercando se trovo quel nome lì che ti volevo dire. La Gragnona Dos Santos. Ecco, ti dicevo che Gragnone è stato, il donativo è stato inventato da Don José Ignacio. Don José Ignacio. E quando io sono arrivata a Gragnon c'era proprio lui, me lo ricordo, mi aveva molto impressionato. Lì a Gragnon tu hai il campanile dove entri, c'è una scala, c'è una prima sala con dei bagni con la doccia filiforme, fredda, quindi
nulla di lussuoso, anzi tutt'altro. Poi sali al piano sopra, c'è una grande stanza con camino e pianoforte, che è larga come tutto il campanile, una cucina a vista piccolina e delle sedie e dei tavoli impilati. Cosa succede alle 7, 6 e mezza, 7 di sera, quando comincia l'ora di preparare? I pellegrini vanno in cucina, dove c'è l'ospitaliero principale, che è lo chef, dirige la cucina, gli altri che vogliono aiutare vanno in cucina e gli altri tirano fuori i tavoli e le sedie e preparano 2 grandi tavolate. Aspetta che, sai che forse se riesco ti mando una foto. Volevo mandartele, ma Vediamo un stamattina po'. non è andata bene con le foto. Comunque, vediamo se riesco a mandarti delle foto in diretta, il bello della diretta, come dicevamo. E poi appunto, te lo dicevo, ci sono, sali ancora di un piano e hai i materassi. In verità ce li hai anche al primo piano con le docce, hai dei materassi a terra, sai, quelli da palestra. Poi hai la sala da pranzo, cucina con camino e pianoforte, dove se qualcuno riesce sa suonare, si può mettere a suonare. Al piano sopra hai ancora letti, materassi da palestra a terra e sopra ancora sei nel vano delle campane, ce li hai sulla testa e lì hai dei lavatoi, perché mentre nei ostelli più moderni hai lavatrice, anche asciugatrice, a Grignon lavi tutto a mano, come anche in altri ostelli, ma sicuramente a Grignon perché sei nel campanile e quindi non è che puoi pretendere le comodità di un albergo. Aspetta che vediamo se ti trovo Grignon. Certo che pure l'asciugatrice in Spagna, dove fa caldo. L'ho trovato. No, perché tu arrivi la sera con tutta la roba sporca e sudata e devi ripartire la mattina dopo magari alle 6, 6 e mezza, non hai tempo e poi non ti vuoi portare via la roba bagnata, perché ti rovina la giornata, capito? Certo. Eccoti qua. Allora, invia, inoltre. Vediamo un momento queste foto, che così adesso le proiettiamo. Perché merita quella di Grignon. Poi la prossima volta te ne preparo delle altre. Ma come ti ho detto, questa settimana ho lavorato a testa bassa per un altro progetto e quindi non sono riuscita a prepararmi. Ecco, ti sto mandando delle immagini. Guarda che stupida, potevo farlo prima. Poi tu adesso le scarichi. Sì, certo, le mostriamo subito. E vedrai, aspetta che c'ho anche la campana da mandarti. Grignon, dov'è la campana? No? Grignon, eccola qua. Guarda, io consiglio a tutti quelli che hanno voglia di camminare, di fare il Cammino di Santiago, perché è un'esperienza pazzesca. Ecco, te le ho mandate. Si dice specifica un destinatario, mi sembra anche giusto. Il destinatario sarei io, quindi. Antonino, eccoti qua. Ecco, adesso ti arrivano 3 foto di Grignon. Chiedo scusa Benissimo. agli ascoltatori, ma come ho detto, questa settimana ho fatto una vita infernale. Allora, stavamo dicendo, sempre saltando di qua e di là, che parlavamo appunto della Spagna, no? Ma io adesso voglio raccontare un episodio carino che è successo nella prima tappa e che è quella di Saint-Jean-Pied-de-Port-Roncisvalle, che l'altra volta non ho raccontato. C'è un posto sul cammino che si chiama la Cruz de Hierro, cioè la Croce di Ferro. La Croce di Ferro è un posto isolato tra 2 tappe dove c'è un'enorme montagnetta di sassi con in sopra una croce di ferro, per cui Croce di Ferro. Tutti sanno, quando partono, che devono portarsi un sasso da casa per lasciarlo alla Cruz de Hierro, ed è lì che infatti è nata la montagnetta nei decenni, perché questo significa lasciare quel sasso, sul quale puoi anche scrivere qualcosa, ma significa lasciare tutte le preoccupazioni e i dolori del passato e ricominciare da zero, va bene? Io mi sono dimenticata il sasso, anzi non è vero che me lo sono dimenticata, l'ho preso,
l'ho messo nello zaino e poi quando sono arrivata alla primissima sosta del cammino, che adesso ti dirò dov'è, che ho fatto, mentre disfavo lo zaino per la notte, il sasso non c'era più. Evidentemente l'avevo perso, mi era uscito. Disperata perché il sasso dovevo averlo portato da casa, non prenderlo sul cammino. Allora cosa succede? Questo posto si chiama Honto ed è a 5 km da Saint-Jean-Pied-de-Port. Sei già in Spagna e sei già sulla via di Roncisvalle, ma sei a 5 km dalla partenza e quindi se ti fermi la prima sera a Honto, visto che sei arrivato da casa e sei stanco, eccetera, eccetera, io consiglio di farlo. Il giorno dopo invece di 25 km di salita per andare a Roncisvalle ne hai solo 20 e quindi conviene fare questa cosa qua. Poi c'è invece chi parte e arriva a Roncisvalle e non si ferma più, ma io ho preferito con l'Alla e con gli amici che poi sono tornati indietro dopo poche tappe, ho preferito fermarmi a Honto e sono andata a mangiare nella sala dove si mangiava. Honto è una locanda, non è a donativo. E cosa è Qui successo? siamo a Granon, ecco qua l'immagine intanto. Vedi che c'è il pianoforte e c'è a sinistra il caminetto e a Sì. destra una credenza? Sì. Questa è la tavolata che si mette giù quando si mangia e poi la si smonta e si impilano le sedie e rimane per dormire e rimane con dei materassini oppure rimane come sala comune, adesso non me lo ricordo con esattezza. Io evidentemente in quella foto non ci sono perché stavo fotografando. Questa è la campana sotto la quale dormi e poi c'è il bauletto del donativo, vedi? Eccolo qui. Con un lucchetto, perché sì, effettivamente succede anche, è vero che c'è un cartello che dice se ti serve qualcosa prendi e se puoi lascia qualcosa, però se ti serve qualcosa devi chiedere, non è che ti metti le mani nel bauletto e ti porti via i Certo. soldi. Ecco. Allora ti stavo dicendo cosa è successo a Honto. Ero lì che mangiavo e stavo raccontando alle mie amiche, alle mie amiche che non trovavo il sasso. C'era un cane, che era un cane credo da caccia, era un cane, sai, un tipo setter, alto, col pelo lungo ma bianco e nero, e a un certo punto questo cane mi si avvicina e mi mette il muso in grembo e io lo accarezzo ovviamente. E cosa fa questo cane? Mi sputa in grembo un sasso, Ma guarda tu. che è quello che io ho portato alla Croce di Ferro. Quindi hai capito come mai questo cane sapeva che io avevo bisogno di un sasso? Chi era questo cane? Perché ha capito il mio problema? Perché no, sono quelle, sul cammino succedono delle cose strane. Parlare di prodigi, miracoli, no, però ci sono dei segni e questo segno del sasso, secondo me, è stato molto intrigante e commovente, no? Questo cane che mi porta il sasso, e io ero molto triste perché non ce l'avevo. E quindi questo, poi racconterò altri aneddoti. Vabbè, quindi la tappa di Roncisvalle l'abbiamo poi conclusa. Dove si va da Roncisvalle? Da Roncisvalle la prima tappa mi sembra che sia per Zubiri. Guarda, mi avvalgo del mio testo. Sì. Poi dobbiamo anche, se vuoi possiamo anche parlare prima della seconda tappa di con che cosa devi partire. Cioè nel mio libro c'è anche l'attrezzatura che ti devi portare. Ecco, parliamo dell'attrezzatura perché abbiamo ancora 6 minuti. Ecco, e come devi preparare lo zaino? Perché lo zaino non lo puoi fare alla rinfusa, deve essere fatto in modo che aderisca alla schiena, che aderisca, si appoggi sui fianchi, che le cose più pesanti stiano sotto e le più leggere sopra o viceversa. Adesso non me lo posso ricordare. No, ecco, la maggior parte del peso deve gravare sui fianchi e lo zaino non deve pendere all'indietro e non deve sporgere oltre il bacino, cioè non deve scendere. Poi vedi di tutto sul cammino. Scusa, è il secondo soffio di naso. È molto importante portarsi i bastoncini da trekking perché scaricano il peso del 20% e poi ti aiutano in salita e in discesa. Quindi quelli che dicono io parto senza i bastoncini di solito poi li comprano sul cammino. Lo zaino deve avere diverse cose, deve avere una cinghia pettorale, deve avere una cinghia in vita, deve essere regolato da te in maniera precisa, in maniera proprio che faccia parte di te. È come come si chiama? Il coso della tartaruga. Il carapace.
oppure sei una lumaca, una caracol, perché vai come una lumaca, la caracol la trovi spesso sul cammino come simbolo, perché tu devi andare come una caracol. E quindi devi avere queste cinghie di compressione, devi avere le tasche dove mettere l'acqua, dove mettere il telefonino, insomma, tutta una serie di cose. E quindi devi comprare uno zaino tecnico. Ce ne sono anche fatti sull'anatomia femminile. E io avevo uno di quelli e ce l'ho ancora ed è perfetto. Non deve pesare più del 10% del tuo peso. Quindi io che pesavo all'epoca 55-56 kg, oggi ne peso qualcuno di più, in teoria avrei dovuto portare uno zaino di non più di 6 kg. In realtà il mio zaino ne pesava 8, perché solo lo zaino, visto che ha anche delle stecche di alluminio sulla schiena, perché gli zaini tecnici sono fatti così, solo lo zaino ne pesava 2,5. Quindi capisci che non ho potuto arrivare a 5. Il Insomma, mio zaino un bel pesava impegno. 8-9 kg. Gli oggetti leggeri vanno posizionati in fondo, ecco, e quelli pesanti sopra, in maniera che aderiscono al corpo. Poi deve esserci un coprizaino che di solito lo sfili da un lampo che c'è sotto lo zaino, sfili un coprizaino per quando piove. E poi devi avere dei sacchetti di compressione, no? Dei sacchetti e dentro nello zaino mettere le cose il più compresse possibile. Quindi per esempio le mutande le metti tutte in un sacchetto, poi lo comprimi bene per far uscire l'aria e occupano meno spazio. Un trucco interessante che ho scoperto sul cammino è che se tu gonfi un palloncino, proprio di quelli da feste di bambini, e lo gonfi per farlo grande come un mezzo melone, come una palla non da tennis, il doppio di una palla da tennis, e lo metti tra lo zaino e il coprizaino quando piove, l'acqua scivola via e quindi non si ferma e non ti bagna lo zaino sotto, perché il coprizaino sì, serve, però se piove tanto e delle volte sul cammino diluvia proprio, come dappertutto, l'acqua, il coprizaino non regge una pioggia di millimetri d'acqua e finisce che passa sotto. Per evitarlo tu metti questo palloncino in cima allo zaino e poi copri con il coprizaino e l'acqua scivola via, non colpisce più in maniera forte il coprizaino e quindi lo zaino si salva dall'acqua. Guarda, è provare per credere. Se abbiamo finito il tempo ci fermiamo qui e dell'attrezzatura parliamo la prossima volta. Benissimo, allora cara Carla, io ti ringrazio come sempre e al piacere di ritrovarci presto. No, ringrazio te e gli ascoltatori della pazienza per le mie esitazioni, però appunto chiedo comprensione. Quando avrò consegnato quest'ultimo libro e sono in consegna, mi dedicherò alla preparazione delle puntate con più. Guarda, ho lavorato anche tutto sabato e domenica, credimi. Lo so. Spengo il computer alla sera, poi si blocca, non riparte e poi quando si blocca il computer, non so, succederà a tutti, credo, sei convinto che non troverai mai più niente. È Ti sei vero. dimenticato di salvare le ultime cose, quindi io oramai salvo ogni 3 minuti, salvo tutto, e poi salvo su una chiavetta, e poi salvo su una memoria esterna, e poi risalvo. Insomma, come si dice, fa e disfa, è tutto un lavoro. E con questo ci diamo appuntamento al 24 di novembre. Grazie. Fantastico, grazie Nino, grazie a tutti.